Dai bar ai ristoranti, dai negozi alle spiagge, cadono molti divieti, ma va rispettata la distanza. Obbligo di mascherina se si è più vicini di 1 metro. Da lunedì 18 maggio ci si potrà muovere all'interno della propria regione di residenza, senza dover giustificare lo spostamento, rispettando le distanze e l'obbligo di indossare appunto la mascherina, quando non è possibile stare lontani almeno 1 metro. Si andrà al bar e al ristorante, in albergo e a fare acquisti. Si potrà fare sport all'aperto e andare nei parchi, tagliarsi i capelli, da curare la persona, andare dall'estetista e vedere gli amici. Si potrà anche andare al mare, osservando però tutte le prescrizioni e rimanere a casa se si ha la febbre oltre i 37,5 gradi. Non sarà più necessario utilizzare il modulo per spostarsi all'interno della propria regione di residenza. Oltre ai congiunti si potranno incontrare anche gli amici. Si può andare nelle seconde case e si può anche soggiornare purché siano nelle stesse regioni di residenza. Si può andare in due moto, mentre in macchina si deve mantenere la distanza di 1 metro se non si viaggia con persone conviventi. Sulle spiagge bisogna assicurare almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone e tra i lettini va garantita la distanza di almeno 1,5 metri. Dal parrucchiere bisogna andare su prenotazione. Nei centri estetici il personale dovrà utilizzare le visiere oltre a mascherini e guanti. Per entrare nei negozi bisogna fare la fila e all'interno si dovrà mantenere la distanza di 1 metro. Negli alberghi bisognerà indossare la mascherina nelle aree comuni e rimanere a distanza di 1 metro. I mercati locali possono riaprire, ma gli accessi devono essere regolamentati e scaglionati e ove possibile vanno divisi i percorsi di entrata e uscita.